Spargendo per l'Alpe il suono mattutino dei loro campanacci, le mucche vengono intanto fatte uscire al pascolo, in modo che trovino erba abbondante, condizione necessaria perché producano molto latte e si mantengano grasse. Ognuna di esse ha un nome: Stella, Italia, Margherita. Ognuna di esse è fortemente legata al Mandriano, geloso del suo lavoro, cui attende con una cura e un orgoglio impensabili a chi non ha dimestichezza con quel piccolo mondo spesso solitario e sperduto che è la malga. In questi pascoli, che si trovano oltre il limite dei prati coltivati, il bestiame dimora da giugno a settembre. Con l'arrivo dell'autunno le mucche torneranno al piano e cesseranno i lavori nella malga.